Tornano a casa due gioielli del Seicento veneto. Era la notte del 10 dicembre 1984 quando Sant'Orsola e Sant'Antonio, firmati rispettivamente dal vicentino Francesco Maffei e del veneziano Giulio Carpioni, vennero rubati dall'oratorio delle Zitelle in Contrà Santa Caterina a Vicenza. 33 anni fa si pensò a un atto vandalico, in realtà si trattò di furto su commissione. Le indagini dei carabinieri hanno portato a un castello antico ad Alba, nel Cuneese, ritrovate le due tele assieme ad altre 12 opere risultate rubate in diverse regioni d'Italia. Al momento ci sono indagati? C'è soltanto un indagato al momento. Come ho detto prima, le indagini proseguono. Le opere ritrovate risultano pesantemente danneggiate. Rappresentano due opere veramente straordinarie per Vicenza e per la storia dell'arte barocca del Veneto. E quindi un ritrovamento importante nonostante le condizioni in cui ci sono state restituite le tele siano molto gravi. L'oratorio di proprietà dell'IPAB attribuito ad Antonio Pizzocaro è uno dei rari esempi dove si possano ammirare e confrontare le opere dei due maestri veneti. Come ente vogliamo fare in modo che le bellezze di cui siamo proprietari diventino un bene comune per la città.